Sabato 12 ottobre l'ingresso nella farmacia comunale di Sora è stata teatro dell'iniziativa di raccolta firme lanciata dall'ex assessore comunale Umberto Geremia contro il mancato rinnovo all'attuale gestione deliberato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2018. Numerosi i cittadini che hanno risposto all'appello presentandosi al banchetto di raccolta sin dalle prime ore del mattino. La mia più grande soddisfazione questa mattina è che la democrazia si dimostra con la gente, non con le chiacchiere del palazzo. Esattamente dalle 9 fino adesso abbiamo raccolto oltre 300 firme, una cosa eccezionale, perché mai nessun partito, mai nessuna manifestazione è riuscita a fare quello che stiamo facendo oggi qui. La cosa importante, anche se ci sono gli amici della Lega, io ho detto che i partiti non debbono entrare in questa manifestazione in quanto questa è la festa della gente, della città, non certo dei partiti o di personaggi in cerca di autore. Queste firme si stanno raccogliendo perché il Comune si è messo in testa di chiudere la farmacia, oppure la cosa ancora più grave delle manifestazioni del sindaco è quella di togliere il farmacista Manetta Vincenzo e mettere qualcun altro che non si riesce a capire chi è. Poi lo scopriremo tutto questo, ma queste domande lo faremo direttamente al sindaco con oltre 1000 firme raccolte in 4 ore. Questa è la democrazia che io voglio ribadire e voglio ripetere, che la gente sta venendo qui dalle 9 di stamattina faceva pure abbastanza freddo e allora noi dobbiamo dimostrare a questa città che il cambiamento si può fare ed io sto cominciando a fare questo cambiamento. Presente anche il consigliere comunale di minoranza nonché il segretario cittadino della Lega Luca Di Stefano, il quale ha appoggiato l'iniziativa lanciata da Geremia. Siamo stati i primi a manifestare contro la messa in liquidazione della farmacia comunale perché non possiamo credere che una società sana, priva di debiti, una società che cammina con le gambe proprie, una società che a fine anno ha un utile di 70, 80, 90 mila euro, perché nell'ultimo bilancio 2018 la farmacia ha avuto un utile di 98 mila euro e oltre alla royalty che viene pagata di 20 mila euro arriviamo ad un utile di 60-70 mila euro che dovrebbero essere destinati sul capitolo di bilancio dei servizi sociali. Oggi andiamo a vedere che questi soldi che dovevano essere destinati ai servizi sociali vengono destinati per pagare qualche pagliaccio che organizza eventi per l'estate sorana e quindi quando si parla di servizi sociali a mio avviso si deve stare attenti perché parliamo di fasce deboli della popolazione, di persone che sono meno fortunate di noi e quindi c'è da vergognarsi quando si amministra in questo modo. Io sono molto soddisfatto perché tanti sono stati cittadini, numerose sono stati attestati di stima, ma noi non vogliamo che questa sia una manifestazione da politicizzare, questa è una manifestazione di tutte le persone che pensano che la farmacia comunale sia un bene per questa città, perché fosse anche solo €1 di utile che la farmacia comunale produce, la farmacia comunale di Sora non si deve toccare.